E siamo a Catania perché oggi ricorre la festa più importante di questa città e siamo in compagnia di Antonio che operazione stavi facendo? Stavo pulendo un po' la cera in modo tale che durante il trasporto non creasse problemi alla spalla. Noi vediamo che lungo questa via, qui siamo in una parallela della via Etnea, no? Esatto, sì. Ci sono tante di queste candele, è un modo per... Dei ceri motivi. Ceri- Ogni devoto fa una promessa a Sant'Agata per vari motivi personali e si porta questo cero di varie dimensioni e di pesi diversi. Ecco, ma a questo cielo vengono ad accendere tutti i devoti che hanno le candele più piccole, no? Sì, diamo la Accade possibilità, anche certo, questo, diamo la possibilità ok. di accedere. Ma quanti siete quelli che avete tutte queste candele? Soprattutto quanto pesa? Questo, Perché vedo che questo è pesa abbastanza... 20 kg. 20 Sì, kg, ma non arrivano fino a 80, 100 kg, 120 kg. ma trasportate da più persone? Sono trasportati sempre da una persona. Da una sola Sono persona? devoti fatti a Sant'Agata, in base al tipo di voto poi il peso viene determinato dal devoto. La processione sappiamo che è partita ieri mattina, Sì, oggi c'è stata una sosta nel Duomo Sì. e poi è ripresa. Sì, stamattina c'è stata la messa, il pontificato al Duomo e alle 17 è ripartita dal Duomo per fare il giro interno. Ecco, ma quanto cammina questa processione? Veramente tanto, soprattutto ieri. Ieri si è fatto il giro esterno della città e si è camminato veramente tanto. Oggi diciamo che il percorso è più breve, anche se è tutto in salita, ma è più breve, però l'affollamento che c'è soprattutto il giorno 5 lo rende più lento. Ecco, si inizia con la famosa Asira o Shri, no? Esatto. Che ci sono i giochi d'artificio, ma come si completa la processione? Ancora con i giochi d'artificio? Sì, si completerà domani mattina in un orario ipotetico che potranno essere le 9, le 10 del mattino, sempre con dei fuochi d'artificio in piazza Duomo al rientro di Sant'Agata. Antonio, io ti ringrazio, Di nulla, figurati. sicuramente sei super devoto a Sì. Sant'Agata come tutti i catanesi, ma visto che porti questa grande candela evidentemente c'è una ragione importante e quindi buona festa, grazie, Grazie a voi. e ci vediamo su Bella Sicilia. Grazie. Ciao. Salve.